Allora Ugo, stiamo andando a Località Frasegna. località Frasegna, Sicuramente di Gnomo. una vecchia borgata Sì, una riga di stale. e di abitazioni dove abitavano quante famiglie? Un'abitazione dove era un'abitazione proprio da famiglia proprio, no? Ah, Invece questo da qua, qui non via, era soltanto stalle dove che del periodo pre-invernale ti veniva qua, no? A svennare, a mangiare tutto il fieno che ti aveva raccolto tutto qua, no? E dopo quando finiva questo ti andava a casa, no? D'inverno. mentre in estate le stalle erano dall'altra parte della valle. E tutto questo è stato letteralmente spazzato via dall'onda che si è sollevata la notte del 9 ottobre 1963. Qua siamo proprio di fronte alla frana, ma dopo lo vedremo meglio. No, la via che la famiglia che abitava qua. Quel ragazzo lì, Manarin Italo, era un tuo compagno Questo è un compagno di classe. un anno più vecchio. Invece questo qua, Felice, era il 46. Che arriva qua, qua. Sì, sì. Qui praticamente c'era la casa dove abitavano Qual è la casa? e si chiamavano Manarin anche loro come te. Manarin Pimeo. Pimeo. Parenti proprio. Questo è quello che rimane della casa. Questa qua era praticamente la cucina. Questa cosa. Ah, No? E dopo le fonde qua, tira l'acquario, la vincoli in fondo qua. Era una casa fatta bene che onda. e Perché? loro erano proprio di fronte, adesso si vede poco perché la montagna è in ombra, ma qua di fronte a noi c'è proprio la frana, il pezzo di montagna di Toc che si è staccato. E loro sono stati praticamente, sono scomparsi, spazzati via. 10 persone scomparse in un attimo. E qui è scomparsa anche tua nonna, giusto? Che si era fermata in una stalla. Sì, su quella riga la via. Perché la mattina dopo avrebbe dovuto mungere le mucche. Sì, di solito le mucche non te le lasciano mai cioè, o che ti parti da qua, ti vai in paese e dopo la mattina ti torna, te leva su un'ora prima, o se no ti dorme qua. Ma una volta ti eri abituato, invece il fienile, no? E tu invece eri a Casso, ma per una pura casualità, perché probabilmente avresti potuto essere anche tu qua a dormire. Sì, tante volte dormivo con me qua, ma però a caso ti dormiva, cioè ti era meglio perché te la scuola, no? Poi eri qua, andare fino alla via, ti vuoi il mezz'oretta. Per fortuna che era ottobre, quindi le scuole erano già iniziate. Sì. No, se no si sarebbe stato tutto a fine ottobre. Ah. Primo ottobre, fin quando che cominciava, 2 giorni prima delle scuole. La scuola iniziava il 1° ottobre all'epoca, no? Sì, il 1° ottobre, sì. Ma comunque la mattina, cioè finivano le scuole a mezzogiorno, perché le giocava fino a mezzogiorno, e dopo ti partiva qua, te ne veniva qua a dare una mano a mia nonna, o col fieno, con la legna. Ma giù a scuola a Longarone, quindi, no? No. Dove? Qua. Adesso. Ah, c'era la scuola Casso, è vero? Elementari era qua. Sì, sì. Era praticamente 3 classi, era la prima e la seconda, la terza e la quarta su un'unica, cioè su una classe, prima e seconda, una classe, un'aula, dai, terza e quarta, e dopo era la quinta e la sesta e la settima, qualche uno andava a fare le medie, no? O il ginnasio, no? Comunque era, no? Invece qui a volte era ancora disponibile la sesta e la settima. Qui a Casso in paese? Sì, poi la quinta, sesta e settima era qua a casa. E questa è la frana, il pezzo di Toc che si è staccato da là, adesso la montagna è in ombra e siamo in pieno controluce, però intravediamo quella parete bianca di roccia liscia, e lì è dove si è staccata la frana, la famosa M di Muller, il geologo che aveva previsto con largo anticipo la frana. Adesso la vediamo poco perché siamo in pieno controluce, però questa collina, dove praticamente adesso la vediamo anche con la vegetazione che negli anni è cresciuta, però questa è tutta frana, caduta nell'invaso, l'acqua ovviamente si è alzata creando un'onda pazzesca che da questo lato della valle ha spazzato via completamente
case, uomini, animali, tutto. Eccolo qua il lago del Vajont. Qui è come camminare in un cimitero, ci sono lapidi ovunque. Siamo sulla frana del Toc, nel lato nord, sul versante nord del Toc, quindi completamente in ombra. È come stare in una ghiacciaia. Qui fino a primavera sarà un'unica lastra di ghiaccio. Verso le 10:30, 11. Via tutti. Ma chi è venuto? Chi è venuto? Vi hanno caricato sugli elicotteri? Sì, sai gli elicotteri, quei americani là, due eliche, una di qua, una di là. Monta dentro e tacchi e porta via perché te vuoi, cioè quelli che te puoi. E poi siete tornati nelle vostre case dopo quanto? No, dopo non siamo più tornati, siamo sentati prima. Ma noi, per recuperare tutto il resto delle vostre cose? e dopo una settimana siccome ti abitava a Cimolais, no? Ah, Però non te veniva a recuperare perché dove te portare la roba? quindi avete lasciato... Era in colonia, Sì, sì. via sulle brande della colonia. Se voleva caricare la roba e portarla in colonia, dove dice vieni su, date le porte, vedi come che si può fare, cosa, come, e a volte la sala. Avete chiuso le case? Ti serve le case e dopo un anno, 2 o 3 ti vieni su a portare via qualcosa, ma mai. Dalla notte alla mattina. Cambiata la vita.